che rimbrotta l'Italia, una lettera in cui si chiedono chiarimenti e garanzie per la prossima manovra, che dovrà tornare a fare in modo che i parametri europei vengano rispettati. Vi scriviamo per informarvi circa il processo sulla sorveglianza fiscale che l'Unione Europea svolge sull'Italia, e in base a quanto ci avete notificato nel 2018 l'Italia si conferma non aver fatto sufficienti progressi circa l'assolvimento del suo debito pubblico, e quindi la Commissione considera di preparare un report a breve in base agli articoli del trattato, con i quali vi porrà di fronte una serie di opzioni per la vostra manovra di bilancio, così da onorare i parametri del debito. Come sapete, il patto di stabilità e crescita consente agli Stati membri di mettere davanti ogni altro fattore che, nell'opinione dello Stato membro, concerna sia rilevante in materia di in materia insomma di comprehensively passes in qualitative terms to excess over the reference value, ossia di sforamenti che gli Stati membri hanno da chiedere l'autorizzazione alla Commissione e al Consiglio per gli sforamenti della cosiddetta flessibilità. E quindi insomma a breve ci sarà un rimbrotto. Quello che ci rimproverano però è appunto l'aver evitato di sanare il debito pubblico. Questa, se volete, è la prima notizia della giornata, una lettera attesa che pur tuttavia è arrivata con certezza, mentre abbiamo una retroscena che riguarda Salvini, che dice: se nel movimento prevalesse la linea di Battista il governo chiuderebbe. Queste sono sempre questioni relative al dibattito politico, mentre abbiamo un dato che ci arriva dalla cronaca giudiziaria. Il procuratore generale della Cassazione apre un'istruttoria sul caso Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, indagato per ipotesi di corruzione a Perugia. Questi i principali argomenti del giorno, ma vi consiglio di approfittare di questi 15 minuti per intervenire anche sul dopovoto, sui successi e sulle inerzie che ha incontrato la Lega in questo voto, se siete leghisti, ma lo potete ovviamente fare anche se non lo siete. Un'analisi sostanzialmente del voto fatta così tra cittadini, tra pari, al filo diretto 0266 20 35 29. Grandi tendenze sono poi queste: sostanzialmente la Lega sfonda nella periferia, nel contado, nell'Italia più lontana dai grandi centri urbani, mentre il Partito Democratico regge e si riafferma nell'amministrazione di tutte queste città, delle grandi città, così come è primo partito il Partito Democratico a Torino, a Roma, dove pure ci sono sindaci del Movimento 5 Stelle. Questo proprio a ristabilire in qualche modo i parametri del bipolarismo, ma insieme anche a decretare una sorta di Italia parallela, quella che guarda a Salvini e quella che invece guarda con paura alla Lega. Io ho sbagliato, ho detto di nuovo Salvini, e quindi ripartiamo da capo: quella che guarda al leader della Lega e quella che invece al leader della Lega guarda con timore. Ve l'ho detto, è difficilissimo. L'importante è che mi impegni e che ci provi. Se volete potete ovviamente iniziare a intervenire in diretta. Intanto partiamo con i vostri WhatsApp. Fatemi capire: i 5 Stelle non vogliono cadreghe e che rispetto alle europee del 2014 si trovano con 3 seggi in meno e fanno tutto sto casino in casa a danno del paese e degli italiani. Insomma, la legge così Alex da Salò, come un problema diciamo interno a tutta Italia. Un saluto alla Lalla che ci abbraccia, Manzoni, e poi ciao Pinti, canzoni per canzoni giapponesi, non puoi mettere le sigle di Keishiro 2, almeno sono più fighe, le metteremo. E poi, ma questo moschicida non lo cacciano via?
E l'Anonymous che dice: visto che funziona bene con il voto, perché non fai un fioretto per lo spread? E naturalmente salutoni giapponese, la più bella di Svezia, la principessa Greta Thunberg. Sì, lo so, Evandro a Torino mi fa notare che ho già errato 3 volte oggi, ho detto per 3 volte il cognome del leader della Lega. Io ci provo a non dirlo, ma quanto è difficile condurre una trasmissione di politica senza dire il cognome o il nome del leader della Lega. Cioè, se mi lasciaste parlare di botanica, di automobilismo, di rock and roll, di letteratura fantasy, forse ce la potrei fare, ma parlare di politica adesso senza dire il nome e il cognome del principale esponente del fronte sovranista è davvero difficile. Quindi, come vedete, inciampo e continuo a peccare, ma ciò che conta non è la quantità o la qualità del peccato, ma il fatto che si tenti di evaderlo e di non caderci. E il mio tentativo, spero, susciti almeno la vostra pietà e la vostra commozione. Un saluto a Raul da Cesano Maderno che abbiamo citato prima, mentre se volete le linee sono aperte, libere, spalancate alle vostre telefonate. Uno spazio di filo diretto che avremo oggi per questa decina di minuti, poi ne avremo un'altra decina, se tutto va bene, tra le 17:20 e le 17:30, per poi chiudere la settimana probabilmente con la puntata di venerdì, con 2 ampi spazi da mezz'ora all'uno, sempre di filo diretto su tutto quello che è successo. Sono passati un paio di giorni, si può iniziare a rassettare la stanza della festa, si può iniziare anche a fare i conti con quei fronti dove la Lega o comunque le nostre speranze e aspirazioni politiche sono andate meno bene, si può iniziare a fare un ragionamento sul futuro anche immediato, visto il pressing dello spread dell'Unione Europea. Abbiamo però la prima telefonata in attesa, diamogli spazio. Pronto? Ciao Roberto di Milano. Ciao Roberto, eccoti. Ciao, posso usare il mezzo radiofonico per una comunicazione di servizio? Assolutamente, a tua disposizione, spero sia personale, riguardi proprio solo te. No, tipo cerco una fidanzata, una compagna, no? Ma che fidanzata? Che ne so? Non mi vuole più nessuno. Ma non dire così, non dire così. Chi si trovasse a dover attraversare l'Adda, il fiume Adda, sul ponte della Paullese, rinunci, cambi strada perché lo stanno riasfaltando e ci passano 3/4 d'ora. Ho capito, grazie, va benissimo. Vale anche questo perché alla fine il sovranismo è vita reale e quindi ci piace che la prima telefonata per il filo diretto che si annunciava politico è stata in realtà un'indicazione stradale, va benissimo, è proprio fedele alla linea Salvini. Il segretario della Lega non potrebbe essere più contento. Ragazzi, è difficilissima. Tu non mi puoi bippare, Roberto? Ce l'hai il bip pronto? Passo il cursore. Ma non hai un bip? No, beh, perché abbassare il cursore non vale. Cioè, se tu avessi il bip, sì. Non ce l'hai un bip? Tutti quei tuoi tastierini non hai un bip? Cerco da YouTube. No, beh, se vuoi sì, però non star lì. Riccardo da Varese, ciao Marco, ma Toninelli che fine ha fatto? Fa il ministro delle infrastrutture, non tenere accordo Riccardo. E ancora, ciao Marco, volevo sapere se posso farmi fare un certificato medico per sciogliere il mio voto per il voto. Alessandra D'Anguillara è già alla seconda puntata integrale che devi aver visto di Lilly Gruber, però non ci hai mai mandato la foto di te che guardi Lilly Gruber, quindi noi ci fidiamo di te, Alessandra, ci fidiamo che lo stai facendo davvero. Comunque oggi io sto andando malissimo, manca solo, a questo punto metto una canzone di De André perché ho già sbagliato 4 volte in pochissimo tempo, è un disastro. Vabbè, l'importante, ripeto, è rialzarsi, è riprendere in mano i vostri logori arnesi e ricominciare a ricostruire il voto per il voto dall'inizio. 0266 20 35 29, le linee sono aperte e libere, voi siete letargici, ma assolutamente legittimo questo vostro atteggiamento fin qui rinunciatario della telefonata, perché come sapete noi siamo un apparecchio molto interessante, siamo la radio e la radio ha il dovere di secernere suoni, parole, notizie, racconti, fotoromanzi, radioracconti, suite. Voi avete la possibilità di ascoltarci e il diritto non dovere di intervenire, ma solo se volete. Infatti lo sta facendo il nostro ascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno, Mauro da Reggio. Eccoti Mauro. Carissimo Marco, ti strapperei le corde vocali con un paio di tenaglie. Grazie, sempre bello così salutarci con questa bonomia. Che hanno spedito. La cosa mi fa ridere cinicamente, perché lo sanno dal 97, da quando siamo entrati nell'euro, che il debito pubblico non potrà far altro che aumentare, perché l'euro è una moneta a tasso fisso che è sopravvalutata per la nostra economia del 30%, no? A questo punto qua, un paese che per 50 anni si è basato su una moneta che fluttuava e poteva essere svalutata, passi immediatamente a una moneta con un cambio a tasso fisso, vuol dire che far diventare erbivoro un leone. Tra 5-6 mila anni avrebbero potuto riuscirci, però per adesso no. Dovremmo crescere del 5-6% per i prossimi 5 anni a partire da adesso. Per cui il problema sta sempre solo nel manico, ovvero nell'euro, né più né meno. E qua inutile, puoi fare tutto il diavolo che vuoi, ma si continuerà a dare delle testate, un palo di cemento, e più che dei bozzi e un mal di testa e un'emicrania continua non si avrà. Fin quando gli italiani non capiranno questo, noi continueremo a prenderci delle lettere, delle bestemmie, degli accidenti e a calare, perché siamo stati da 17 anni, ci hanno praticamente svenato. Nel corpo di un uomo ci sono 7 litri di sangue, se tu gliene togli 2 e poi pretendi che ti faccia 100 metri, no, te lo trovi disteso in un letto, o che gli fai una trasfusione di 2 litri oppure ti saluto, ciao. Grazie Mauro da Reggio. 02 66 20 35 29. L'Anonymous si chiede se anche il leader della Lega per tutta la settimana non può pronunciare il mio cognome. Non lo so se c'è questa reciprocità, ci piace pensare di sì. E intanto Alessandra Anguillara, provocata, ci ha mandato invece la prova provata, che davvero sta guardando Lilli Gruber tutte le sere, anche se Alessandra sei di spalle, quindi tu lasci accesa Lilli Gruber, ma forse tu non la guardi. Questa foto è una prova fino a un certo punto, vogliamo proprio vederti rapita dall'interessantissimo talk show della Lilli nazionale. Abbiamo 5 minuti per le vostre riflessioni, se volete. Sono tanti temi. Mauro da Reggio, avete sentito, è appena intervenuto sulla letterina da Bruxelles, ma tutta la settimana sarà dedicata anche alle riflessioni post voto, sia alle cose che vi hanno fatto piacere, le sorprese positive, sia quelle che vi sembrano invece essere le note dolenti di questo weekend elettorale. 0266 20 35 29 è il numero che potete comporre per intervenire in diretta. Una volta che sarete intervenuti è un fatto facilissimo, è come fare una telefonata, lo dico soprattutto a chi non l'ha mai fatto prima, e non dovete avere paura, timore, ansia da prestazione, che non ce n'è nessun bisogno, e come sempre senza filtro né censura, quindi qualsiasi sia il vostro orientamento, il vostro pensiero, se siate leghisti, non siate leghisti, che abbiate le idee chiare, che ve le vogliate chiarire con una domanda, con una risposta, in ogni caso è il posto giusto per far sentire la vostra voce da oltre 20 anni, peraltro. Allo 02 66 20 35 29. Le linee sono sempre aperte, libere, a vostra totale disposizione. Io ne approfitto anche per andare a guardare velocemente gli altri quotidiani online, giusto per avere le notizie anche da angolazioni diverse. Partiamo dal Corriere.it, che come sempre ha un'impostazione, diciamocela, abbastanza ombelicale per quanto riguarda i fatti italiani. Si parla di Movimento 5 Stelle, volete che io resti vice premier? Cosa dirà Di Maio ai vertici del 5 Stelle? Domani intanto il voto sul suo ruolo di capo politico nella piattaforma Rousseau. Seconda notizia per il Corriere è il leader della Lega che dice ai suoi: i 5 Stelle, se prevale la linea di Di Battista, il governo non può durare. Mentre conti pubblici, progressi insufficienti, ecco la lettera dell'Unione Europea, l'Italia ha 48 ore per rispondere. Flat tax e pace fiscale, il piano sulle tasse del vice premier in quota leghista. Vedete che sto migliorando? Prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, benvenuta. Sono Marisa. Volevo Ciao Marisa. ringraziarti, posso? Assolutamente Marisa, che bello. Ringraziarti perché finalmente una trasmissione che non ci butta nel fosso, che ci fa sorridere un po'. Grazie. Perché poi tutte le mattine ci alziamo e ci dicono ci sarà la fine del mondo.
moriremo tutti di fame, c'è la Le cavallette. a destra, le cavallette e poi non so che cos'altro. E il massimo dell'entusiasmo è di dirci che se non facciamo niente tra 50 anni il mondo sarà finito, invece se facciamo qualcosa sarà finito tra 60. Ecco, vedi? Non mi sembra una motivazione per fare qualcosa, per sentirsi vivi e allegri, una speranza. La Lega è l'unico movimento che ci dà la speranza di fare qualcosa, anche soltanto di fare la rivoluzione, anche soltanto di dire io ce l'ho a morte con chi ce l'hai a morte? Io con le multinazionali, con le multinazionali. Con tutti quelli che ci vogliono vestire tutti uguali, con quelli che vogliono fare una marmellata dell'umanità, per cui tu vai a Milano, vai a Berlino, vai a New York e vai a Tokyo e le città devono essere tutte uguali, non distinguersi, uno può fotografarsi ovunque e dire ecco io sono lì, quello lì è il posto dove è questo che desiderano, e tutti gli altri pensano che questo sia il massimo della libidine, e a me mi sconvolge, nessuno ci fa della satira su questo, l'unico che lo fa sei te, io ti ringrazio. Grazie Marisa, grazie, troppo onore. Si è sentita, lo so che non tutti i leghisti approvano, ma io approvo. Grazie mille alla nostra Marisa. Abbiamo tempo per una velocissima, se arrivasse proprio ora, perché stiamo andando a sbattere verso la pausa. C'è tempo solo, lo so che lo reclamate, per un titolo di Repubblica. In procura i poliziotti responsabili del pestaggio al giornalista Origone e vogliono rendere dichiarazioni spontanee. Ancora su Repubblica, l'Authority per l'energia bacchetta il governo, soldi delle bollette usati per Alitalia. Queste altre notizie di giornata. Noi facciamo invece una breve pausa, dopodiché parliamo un pochino di calcio, sentiamo la nostra rubrica sullo spazio Parlamento e poi ancora un po' di filo diretto. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Stai ascoltando Radio Padania Libera. La tua radio. La tua voce libera, senza filtri né censura. Diamo voce alla nostra gente. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dalla Paramount Pictures. Come fa un grassottello che viene dal nulla a fare il soulman? Devi diventare chi vuoi essere davvero. Taron Egerton è Elton John! A maggio scopri la sua incredibile storia. La tua musica è sempre così unica. Io non vivo la mia vita in bianco e nero. Rocketman, dal 29 maggio al cinema. Mamma, chi sono io? Tu sei stato un dono. Dal produttore James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia. Non potrei mai mettermi contro nostro figlio. Non è nostro figlio! Anche il male ha il suo eroe. L'angelo del male, Brightburn, dal 23 maggio al cinema. La battaglia è appena cominciata. Ma quanti ce ne sono? 17. E forse di più. Si muovono come un branco. Un solo re salirà sul trono. Rispondono tutti a un capo. Un avversario alfa di Godzilla. Godzilla 2, King of the Monsters. Questo mondo è di Godzilla. Lunga vita al re. Dal 30 maggio al cinema. 01 Distribution presenta In concorso al Festival di Cannes. Faccia nome, Buscetta. Il primo pentito, il primo terribile colpo alla mafia. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Il traditore, un film di Marco Bellocchio, dal 23 maggio al cinema. A maggio. Ti fidi di me? Apri gli occhi e vedrai. Disney presenta. Credo sia tempo di raccontarvi la storia di Aladdin, la principessa e la lampada. Aladdin, dal 22 maggio al cinema.
Ed eccoci con la nostra finestra dedicata al calcio con la redazione di Carta Canta Web, oggi con Massimo Canta in onda con noi. Benvenuto Massimo. Buonasera, bentrovati a tutti. Allora Massimo che è milanista e milanologo, quindi oggi resteremo sul tema della rivoluzione Milan o della epurazione Milan. Per il momento che cosa stiamo assistendo? Ma in questo momento più che epurazione sembra di poter dire autoepurazione, comunque epurazione consensuale. In questo momento abbiamo visto solo uscire due personaggi, quindi abbiamo l'uscita di Leonardo che si è dimesso e la separazione consensuale di Rino Gattuso avvenuta ieri a poche ore di distanza uno dall'altro, quindi e oggi le parole di Ivan Gazidis in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui spiega quelli che potranno essere i programmi futuri, a voler tacere anche alcune magari ipotesi così di rivoluzione in senso negativo e motivando invece la necessità di ricostruire, rinascere e far sì che i giovani crescano senza che debbano essere necessariamente venduti. Questo è un po' il succo. Ecco, da una parte ci sono infatti questi desideri di Gazidis, o meno queste linee programmatiche, che però dall'altra parte è vero, come hai giustamente sottolineato, la separazione con Gattuso è consensuale, però non è un segreto che se gli fosse stato chiesto di restare probabilmente a certe condizioni sarebbe anche restato, no? Esatto, perché questa separazione consensuale è solo così un vestito di una invece esclusione da parte di Gattuso, che rinuncia, decide di lasciare questa società con tutto il dispiacere che sappiamo che abbia provato, però non c'erano i presupposti da quello che lui ha lasciato intendere e neanche tanto intendere, quindi non si sarebbe ripartiti come si doveva secondo i suoi piani, con degli acquisti anche importanti di giocatori di esperienza, e questo non era possibile. Gattuso avrebbe rischiato di nuovo di fungere così da parafuso per tutta la stagione al primo dissesto, possibilmente evidentemente ha sopportato la cosa per 18 mesi e non più. Quindi ecco, possiamo però che lascia. Esatto, possiamo però adesso fare, io credo, un bilancio dell'era Gattuso che arriva al posto di Montella e alla fine per qualche stagione tira la carretta con dei risultati che sono lì in quella zona grigia dove non si capisce se è un successo, se è un progresso oppure se è una stagnazione. Insomma, che idea ti sei fatto del bilancio Gattuso? Ma secondo me non è più chiara che grigia, perché Gattuso subentra a novembre 2017, riporta il Milan in Europa League, comunque finisce terzo da quando lui è ripartito, con Montella classifica alla mano, punti alla mano, quindi solo dopo Juventus e Napoli. Quest'anno il Milan con 68 punti raggiunge una quota che non raggiungeva dalla stagione 2012-2013, 4 punti in più dell'anno scorso, 1 punto dalla Champions. I dati questi numeri, no? A suo favore, sì, quindi i numeri letti così freddamente, asetticamente, direbbero che Gattuso ha fatto bene. Poi il gioco è chiaro che ha lasciato spesso a desiderare, ma in considerazione anche della rosa di cui era in possesso, che sicuramente non era magari da quarto posto, ma poteva essere da quinto o da sesto, e alla fine comunque il Milan se l'è giocata. Ecco, secondo te della rosa del Milan, quali sono i giocatori che grazie a Gattuso, con Gattuso sono cresciuti di più, e quali invece insomma con Gattuso hanno sofferto per mille ragioni, dal carattere al tipo di impiego tecnico? Hanno sofferto, se abbiamo preso quelli che hanno sofferto, Cutrone, che ha manifestato anche ultimamente il suo malumore anche in modo esplicito, e diciamo che ha sofferto in questo senso, mentre giocatori che lui
ha rivalutato sicuramente Suso, anche le parole rilasciate ieri nei post da Suso lo testimoniano, anche quelli di Ricardo Rodriguez, che lui comunque ha considerato sempre Gigio Donnarumma, deve ringraziare Gattuso perché si è risvegliato un po' dal torpore in cui era caduto, a Calcialanoglu, che sappiamo benissimo quanto abbia difeso Gattuso serenamente, poi purtroppo il Milan lo vede giocare solo a maggio come l'anno scorso, e una squadra come il Milan non può vivere sugli esclusivi di giocatore solo limitatamente a qualche partita, quindi questi giocatori si sono legati a lui, che sì, stranamente comunque ha anche lui dichiarato il suo affetto e la sua stima per Gattuso, che comunque aveva avuto modo di scontrarsi con lui dopo che comunque Gattuso aveva dedicato e speso tante parole per questo giocatore, che però alla fine a un certo punto della stagione con certi comportamenti lo ha messo in difficoltà. Bakayoko non credo proprio che rimpianga Gattuso, ieri l'abbiamo visto fotografarsi in spiaggia subito a poche ore dalla fine della partita, quindi non credo che abbia sofferto tanto, se no, anche se ha dichiarato questo affetto verso i tifosi del Milan, ma questa è un'altra cosa. Ecco, mentre partenze che possiamo già dare per fatte, cioè valigie già fatte, e invece arrivi altrettanto sicuri in questa cornice di premercato, ci sbilanciamo su qualcuno, Massimo? Ma sì, viene dato come fatto. È chiaro che non è un acquisto top, però è un giovane su cui il Milan dovesse portarlo comunque a concludersi, potrebbe ripartire in una certa zona del campo dove ha fatto fatica, dove non ha avuto Biglia, perché nonostante le partite giocate da Biglia quest'anno non si è potuto veramente rivelare anche quest'anno un acquisto centrato, quindi in quella zona del campo il Milan deve intervenire, così come credo che debba rinunciare a qualcuno, perché comunque Romagnolo ha dichiarato di voler rimanere, Donnarumma anche, ma non credo che sarà una decisione poi solo sua quella di poter rimanere, e Suso credo che sia sul mercato a questo punto, e anche lo spagnolo stesso l'altro giorno dichiarando l'affetto per la maglia, ma un'estate in cui si parlerà anche di mercato, credo che abbia già voluto intendere che lui possa cambiare maglia, non essendoci più Gattuso soprattutto anche. Senti Massimo, ti faccio l'ultima domanda, che è proprio una domanda aperta, non esiste neanche Gazzidis sa la risposta, quindi poi esatto ma è proprio personale, cioè è inutile che stiamo a inseguire l'ultimo pettegolezzo. Tu personalmente, da addetto ai lavori e da tifoso, chi vedresti bene? Ma è chiaro che non si può più pensare a certi allenatori che avrebbero fatto comodo al Milan, perché un Conte l'avrei visto bene, Sarri anche, per come fa giocare le proprie squadre, ma Sarri sembra destinato alla Juve, c'era Agnelli a Bacco, quindi credo non a caso nello stesso albergo del Chelsea in questi giorni. E gli altri sogni, è chiaro, sono i soliti, quindi questi due personaggi, altri non si possono raggiungere. Vedremo un po'. I nomi di cui si parla adesso non mi entusiasmano. Gasperini anche mi sarebbe piaciuto, però Gasperini è stato blindato e quindi rimangono Inzaghi, Giampaolo, Zerbi, si parla di Francesco. Tra tutti il meno peggio mi sembra Simone Inzaghi, per quanto non sia molto simpatico. Ecco, però sembra uno dei più accreditati. Forse sì. Vedremo. Per il lavoro che si voglia fare sui giovani potrebbe essere indicato. Vedremo. Intanto grazie a Massimo Canta. A voi. Noi passiamo allo Spazio Parlamento. Qui Parlamento. Questo provvedimento nasce per dare risposte decise a due emergenze agricole che hanno messo in ginocchio la Sardegna e la Puglia. Regioni che hanno nell'agricoltura e nel settore zootecnico parte principale della loro economia e occupazione. Risposte che è scontato dire il precedente governo non è riuscito a dare. Come non sono riusciti a dare alcuni governi regionali che hanno drammaticamente fallito il loro mandato di salvaguardia del territorio e delle sue ricchezze, come ad esempio è accaduto in Puglia riguardo alla gestione dell'emergenza Xylella, una fitopatia che ha portato alla rovina
ormai più della metà del patrimonio agricolo della regione, la quale poggia la sua economia sulla produzione olivicola. Si tratta, Presidente, di una regione che ha nel DNA del suo bellissimo paesaggio gli olivi e che la mancanza di azione istituzionale ha ferito drammaticamente. Troppo si è aspettato e adesso si piange sulle migliaia di piante secche che devono essere tagliate. È per questo che il Ministero delle Politiche Agricole, oltre ad aver messo a disposizione dei fondi consistenti per la ripresa dell'intero settore, anche procurando delle risorse per i frantoi oleari, ha voluto scendere in campo con interventi normativi che permettano di lottare ed arginare questa fitopatia in modo tale da fermarla, scongiurando una sua progressiva contaminazione al resto della regione e alle regioni limitrofe. È paradossale che il leitmotiv dello scorso governo, ce lo chiede l'Europa, sia passato in cavalleria l'unica volta che veramente doveva essere rispettato. Infatti non è stato seguito il protocollo europeo sulle fitopatie, portando così, con l'inerzia rallentata dalla macchina della burocrazia, alla morte di migliaia di piante, alla perdita di aziende e di posti di lavoro e quindi alla rovina di un intero settore agricolo strategico. Questo governo deve arginare una volta per tutte questa fitopatia e far ripartire la Puglia. Il governo ha messo a disposizione una somma pari a 300 milioni per la rigenerazione olivicola del Salento. Far ripartire la Puglia è fondamentale per il nostro ruolo di produttori in un panorama internazionale, nel quale nasce ogni giorno maggiore concorrenza e dove non possiamo perdere la nostra posizione, che sarà sì seconda per quantità, ma prima sicuramente per qualità del prodotto a livello mondiale. Veniamo alla Sardegna. La risposta di questo governo all'emergenza del prezzo del latte in Sardegna è stata senza precedenti. Due grandi ministri, Matteo Salvini e Gianmarco Centinaio, si sono impegnati nel risolvere il problema che, oltre ad aver destabilizzato l'economia dell'intera regione, ha avuto delle ripercussioni sull'ordine pubblico. Il ministro Centinaio e il ministro Salvini si sono messi al tavolo per coordinare una risoluzione del problema tra soggetti che purtroppo da anni, hanno perso fiducia l'uno nell'altro. Parliamo del problema di chi produce il latte e di chi lo trasforma, dell'incongruenza all'interno dei consorzi di tutela e della mancata programmazione della produzione. Acquistare un prodotto DOP o IGP dovrebbe, oltre che garantire un prodotto proveniente dal territorio di riferimento, oltre che portare sulle tavole sapori, storie e tradizioni della nostra terra, dovrebbe valorizzare l'intera filiera, far sì che quel costo in più, quella spesa che si fa volentieri come consumatore per avere un prodotto di qualità, vada a favore anche dell'anello più debole, ma fondamentale e imprescindibile per la territorialità, il produttore, in questo caso gli allevatori. Ed è per questo che con questo provvedimento vogliamo rilanciare i nostri allevatori di latte ovicaprino attraverso lo stanziamento di 10 milioni che vanno a sostenere i contratti di filiera, di distretto, la promozione, le ricerche, gli interventi strutturali proprio nell'intero settore ovicaprino. Sono stati stanziati 14 milioni messi sul Fondo Nazionale Indigenti per l'acquisto di formaggi DOP fatti con latte di pecora, allo scopo di favorire un consumo delle scorte di formaggio, di abbassare altresì l'offerta facendo innalzare il prezzo e allo stesso tempo dare la disponibilità di un prodotto di ottima qualità a persone economicamente disagiate. Inoltre è stato varato uno stanziamento di fondi per la ristrutturazione dell'intero comparto latte ovicaprino e, cosa più importante, si vuole andare a perseguire, attraverso la registrazione da parte dei primi acquirenti, una maggiore tracciabilità che deve censire nel dettaglio la nostra produzione italiana, rendendo possibile una più saggia e lungimirante programmazione per valorizzare questa risorsa inestimabile. E soprattutto vogliamo monitorare fino all'ultima goccia il latte estero che arriva in Italia, perché se abbiamo da una parte gente disperata che getta il frutto del proprio duro lavoro per le strade perché il prezzo concordato è nettamente inferiore al prezzo di produzione, vogliamo sapere quanto latte estero, magari proveniente da qualche paese con costi di produzione e controlli qualitativi più bassi dei nostri, arriva e viene usato dai trasformatori. In questo decreto è stato anche inserito in un secondo momento un articolo riguardante un'emergenza ambientale che riguarda la mia terra, la Liguria, dove per anni l'ambiente è stato calpestato con la produzione di un veleno chiamato cromo esavalente. Si tratta di una produzione industriale che ha mortificato più di tutti una terra e un paese, Cogoleto, a chiara vocazione turistica. In quella terra per anni le precedenti giunte regionali hanno speso soldi dei contribuenti buttandoli in un buco nero che non ha portato alla sperata e definitiva
bonifica del sito. Urge la messa in sicurezza di quest'area. Negli anni fino ad oggi è avvenuta la contaminazione delle falde acquifere, del fiume e del mare antistanti a questo sito industriale, pregiudicando gli organismi marini stanziali, trovati con altissime concentrazioni di cromo, senza considerare l'effetto che tale produzione può aver avuto sull'intero Mar Ligure. Infatti il cromo disperso si accumula negli organismi e quindi si propaga in tutta la catena alimentare. Di fronte a questa situazione tragica c'è chi ancora incolpa di poca attenzione per la salvaguardia dell'ambiente quei 4 pescatori rimasti come fossero gli unici e soli responsabili del cattivo stato di salute dei nostri mari. Proprio parlando di pesca, siamo andati ad aggiungere in commissione un articolo condiviso da tutte le forze politiche che qui ringrazio, con lo scopo di archiviare definitivamente il regime sanzionatorio, entrato in vigore nel 2016, il quale oltre ad elevare i verbali a cifre folli, non dava la possibilità di modulare la sanzione in proporzione all'entità della violazione commessa, criminalizzando e mettendo tutti i pescatori alla berlina come delinquenti. Un provvedimento che, unito ai regolamenti europei, non ponderati sulla particolarità del nostro mare, sulle nostre marinerie e sui nostri attrezzi da pesca, in questi ultimi anni ha messo in difficoltà sia i controllati che i controllori. Ha creato tensioni ed ha visto scioperi di intere marinerie che volevano solo una cosa: non essere considerate criminali. Ma non ci siamo fermati a questo in sede di commissione. Come Lega abbiamo presentato emendamenti che daranno un vero aiuto immediato agli operatori del primario, come l'anticipo della PAC da parte delle regioni, che potranno erogare fondi anticipando quelli che devono arrivare dall'Europa, dando così un ristoro immediato alle aziende. Un aiuto al settore suinicolo, anch'esso in crisi per i prezzi, schiacciati dalla concorrenza a basso costo di paesi terzi e di paesi UE dove i costi di produzione sono notevolmente più bassi. Misure tecniche di contrasto alla febbre catarrale ovina, la cosiddetta lingua blu, interventi per il settore agrumicolo e per ultimo, ma non per importanza, l'intervento sul comune di Calci che abbiamo visitato, come ricordavano i colleghi precedentemente, con la Commissione Agricoltura. Insomma, votiamo un provvedimento che nasce per 2 emergenze che hanno colpito delle regioni dove questi comparti in crisi significano tutto, ma che ha accolto al suo interno anche altre criticità. Un provvedimento richiesto, fatto e portato avanti dal ministro Centinaio. Un ulteriore passo per questo governo nella tutela delle nostre produzioni, che ha visto nel decreto semplificazione un passaggio importante in materia di etichettatura degli alimenti. Un ulteriore traguardo nella tutela del Made in Italy, nella tutela dei consumatori e nella valorizzazione delle nostre produzioni locali. È per questa serie di motivi che annuncio il voto favorevole al provvedimento del gruppo della Lega. Grazie. E rieccoci in diretta puntualissimi, sigla di chiusura e poi una decina di minuti ancora con le vostre telefonate. Qui Parlamento. E anche oggi, come ieri, abbiamo spazi che si aprono e si dischiudono come bocciuoli al sole per il nostro filo diretto. 10 minuti, anzi 8 a partire da ora, prima della pausa delle 17:30, dopo la quale sentiremo il giornalista della Verità Francesco Borgonovo che ha scritto un interessante provocatorio pamphlet contro il femminismo. Sicuramente sarà una chiacchierata interessante. Prima però diamo spazio alle vostre telefonate su tutti i temi che sono all'ordine del giorno della politica dopo il voto della scorsa domenica. Un voto, come abbiamo ribadito, che ha ribaltato i rapporti di forza nella compagine di governo, che ha portato una grande affermazione della Lega dal punto di vista elettorale, ma che ha anche sancito una certa capacità di resistenza da parte del Partito Democratico, soprattutto nelle principali città, a partire Torino, Milano, Roma, insomma non solo le amministrative dove nelle città sopra i 50.000 abitanti, non in tutte evidentemente, ma nella gran parte delle città sopra i 50.000 abitanti il Partito Democratico è riuscito a dire la sua, ma anche e soprattutto una capacità di ristabilire una dicotomia destra-sinistra che torna in salute dopo che era stata scardinata in realtà dal voto non meno di un anno fa. Queste sono solo alcune delle linee di analisi che potete percorrere, sempre che siano giuste. Potete anche portarci ovviamente a considerazioni ben più concrete. È proprio per questo che noi ci affidiamo a voi e non ci piace tanto farvi la morale, casomai ci piace riceverla allo 0266
20 35 29. Le linee sono aperte, libere, spalancate. Abbiamo 7 minuti ancora nella puntata di oggi, anche se potrebbe darsi che magari riusciremo a risparmiare qualcosa anche in coda, se no non perdetevi la puntata di venerdì. In quella puntata cercheremo di tenere le linee spalancatissime per ultime riflessioni del dopovoto, ma anche prime riflessioni della grande domanda, ossia: e adesso cosa succede? Abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Caro voltumano della vittoria leghista. Eccolo Luca da Colico, benvenuto. Benvenuto. Ti spiego semplicemente il perché del successo del PD nelle città. Sì. Mi sembra che la bipolarizzazione adesso non è più destra e sinistra, ma è diciamo il globalismo contro l'identità nazionale, per farla breve. Sì. Allora, il PD è il partito che difende gli interessi del globalismo, di chi vuole il multiculturalismo, il meticciato, eccetera. Sì. E quindi voglio dire, naturalmente questa realtà economica dov'è che viene sviluppata? Cioè, allora, in buona sostanza è per un'economia basata sulla finanza e non sulla produzione. E poi ovviamente sul fatto di siano dipendenti pubblici, per cui nelle grosse città dove ci sono appunto le persone che campano di finanza e di servizi connessi, diciamo, no? Per fare due esempi, il PD è molto forte. Voglio dire una cosa sull'Europa. Vai. Questa letterina che mandano dopo con 48 ore per rispondere è una cosa indegna. Io vorrei che qualcuno andasse in Europa a dire: ragazzi, lo scopo dell'Europa non è un rapporto deficit-PIL o ottenere l'inflazione bassa per far piacere ai tedeschi. Lo scopo dell'Europa, scritto nel Trattato di Maastricht, è progresso sociale e piena occupazione. Per cui se non siete capaci di dare la piena occupazione non siete più Europa. Un abbraccio. Grazie Luca da Colico, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, eccoti, benvenuto. Allora, tu volevi un'analisi del voto, cos'è? Sì, se volete, io lasciavo spazio questa settimana a voi. Allora, per quanto concerne il PD, ha già detto tutto Luca. L'ascoltatore di Colico, esatto, cioè lì nelle città c'è tutta una serie di persone che vivono grazie allo Stato, al parastato, molti magari inseriti anche in modo poco chiaro, mettiamola così. Per quanto concerne i 5 Stelle, io penso di averlo già detto altre volte, non so se anche a te, secondo me è un movimento che era nato per fare da stampella al PD e arrivare al 20%, 20-25%, poi è cresciuto a dismisura. Il PD ha fallito l'aggancio l'anno scorso perché è arrivato dietro la Lega, se non vado errato, e di conseguenza loro hanno dovuto fare il contratto con la Lega. Sì. Solo che la loro parte sinistra, che è secondo me preponderante, da Fico a Di Battista ad altri, a questo punto ha retto per un po', poi adesso sta facendo vedere la sua vera maschera. E quindi secondo me faremo molta fatica ad andare avanti con il governo Conte, perché se Di Maio resta praticamente sarà commissariato. Se se ne va e non so, la leadership passa a Di Battista, a Fico o ad altri personaggi molto molto sinistri, io la vedo veramente male. Faranno di tutto per spingerci a mollare, perché tutto sommato noi abbiamo ancora il 17% in Parlamento e non il 34%, e quindi secondo me bisognerà fare i salti mortali. Infine, per quanto concerne l'Europa, quando tu hai dei politici anche di casa nostra che ci dicono adesso ci penserà l'Europa a sistemarvi, voi al governo, è già detto tutto. Gli hanno mandato all'Europa, gli hanno mandato, e non c'era bisogno, da Roma un messaggino, e questi qua ci hanno mandato subito la lettera. Quindi adesso, come aveva detto, se non vado errato, Oettinger mesi fa, sarà l'Europa ad insegnare agli italiani come votare bene. Ecco, questo spirito democratico europeo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Eccoti. Sono io? Sì, ciao. Buonasera a tutti. Un'altra voce da Mantova. Volevo dire che Matteo ha preso più voti di quello che hanno scritto, perché io per prima, per paura di sbagliare, ho fatto la croce solo
sul simbolo. Sì. Sul simbolo. Chissà quanti hanno fatto come me. Certo, quindi insomma le preferenze prese dal principale esponente della Lega sono anche maggiori stando alla fiducia, no? Perché essendo il leader del movimento non bisogna contare solo le preferenze. Ma però per quello che mi riguarda io, per paura di sbagliare, ho fatto solo la croce e non ho scritto niente. Ecco, ma vedi che non hai certo sbagliato. Un grande grazie alla nostra ascoltatrice. Grazie a voi, grazie. Allora, noi facciamo una pausa, tra poco vi invece intratterremo con il tema del femminismo, sì, perché ha scritto un libro Francesco Borgonovo, tra poco ce ne parla. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca, direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché c'è Giulio Cainarca, non telefonate quando torna Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca, avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto quello che vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smettila di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagani, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per l'Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? No, è bellissimo, a che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sì a quell'altro, come si chiama? Giulio Cainarca. Sì, alle 10:40, alle 10:40, sì. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà! Dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppaparapà, bidi bodi, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Revelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Il riverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa! Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. Il punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio da tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... La specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata.
Tremate, non solo le streghe sono tornate, tremate, un altro libro di Altaforte Edizioni. Sì, sono pericolosissimi estremisti quelli che pubblicano per Altaforte. Tra loro c'è anche Francesco Borgonovo che titola L'era delle streghe, cronache dalla guerra del sesso, prefazione di Claudio Rise. Questo è il libro edito da Altaforte. Noi abbiamo l'autore in onda con noi, Francesco Borgonovo. Benvenuto Borgonovo. Buon pomeriggio. Allora Borgonovo, per iniziare, quanto tempo le ha preso scrivere questo libro? Diciamo un bel po' di tempo, perché ho cominciato a seguire le vicende del Me Too dall'inizio, quindi ci è voluto il frutto di oltre un annetto di lavoro, mettiamola così. Quindi un annetto che lei è stato lì sulla sua scrivania col suo computer, apri il computer, scrivi il capitolo, poi intanto scriveva per il giornale. Questa è stata un po', no? Esattamente. E quindi io le faccio un regalo, non le faccio io una domanda stupida presa da qualche quarta di copertina e le chiedo da che parte si inizia a leggere questo libro. Non mi risponda a pagina 1. Si può aprire a caso. Questo è bello. Cominciare dal capitolo che si preferisce, se ne può leggere un po' alla volta, perché è diviso in agili capitoletti che sono sostanzialmente autoconclusivi e suppongo che si dovrebbe capire il senso del mio discorso più o meno da ogni storia che racconto, perché fondamentalmente è diviso in storie, diviso in eventi di cronaca, e quindi la visione che esprime si capisce un po' dappertutto, quindi si può aprire a caso, ma basta, io sono anche contento se lo comprate e non lo leggete, perché no, tanto gran parte dei libri in Italia funzionano in questo modo, no? Si comprano, si regalano agli amici per Natale, poi nessuno li legge, stanno lì sulle librerie e funziona così. Quindi, trattandosi anche di una battaglia per la libertà, visto che c'è di mezzo Altaforte, fate un dispetto a Cristian Raimo e agli amichetti suoi, comprate un libro di Altaforte. Ecco, un libro di Altaforte che, come sapete, ha il potere di distruggere festival del libro, insomma, sono libri magici in questo senso. Però torniamo invece a quello che c'è scritto dentro, perché il nostro pubblico poi è un pubblico al di là di ogni stereotipo, lei lo sa bene, il pubblico di Radio Padania è un pubblico di attentissimi lettori, e quindi quando prendono un libro poi lo aprono e spesso lo divorano anche. Lo so che hanno questo vizio, anche se io, leggendo Repubblica e altri in questi giorni, avevo capito che tutti quelli che hanno votato la Lega fossero analfabeti. No, siamo subalterni, no? Non analfabeti. Siete subalterni, perché questo siete superiori a Gadler. Ma questo è ovvio. Quindi d'ora in poi mi rivolgerò a voi come cari subalterni. Certo, ma lei non è subalterno a Gadlerner, scusi? Io sono subalternissimo Gadlerner, allora, io essendo che ho pubblicato con Altaforte non ho nemmeno diritto di parola. Esatto. È già è proprio una trasmissione bruttissima questa, veramente. Io aspetto che ci arrivi una mordacchia, come giusto che sia. Ma qual è stata, Borgonovo, la molla che le è scattata nella coscienza tra tanti temi, tante storie che ci sono? A un certo punto questa del Me Too, lei ha tirato su e ha detto: ma io sta roba del Me Too la voglio raccontare in un altro modo, perché mi sono fatto questa idea. C'è stato un episodio, un qualcosa che ha fatto trasformare un'opinione in un libro, o nella molla che inizia a scrivere un libro, insomma. In realtà questo è un libro sulle donne e gli uomini, cioè sui rapporti fra uomo e donna, e questa è la molla che me l'ha fatto scattare, che è un tema che io affronto da un po' di tempo. Paradossalmente da quando ho iniziato a occuparmi per esempio dell'Islam, dove i rapporti fra uomini e donne, il rapporto dell'Islam con la virilità e tutti questi argomenti sono un po' al centro della questione. Allora lì ho iniziato a interessarmi a questa cosa, dopodiché ho visto che esplodeva questa pagliacciata del Me Too, con tutte le attrici che facevano a gara a dire di essere state molestate e di aver subito abusi di ogni tipo, e da lì poi è diventato qualcosa di più grande in realtà, perché poi il Me Too è stato un fenomeno che ha avuto un inizio, una fine, delle conseguenze per qualcuno, e poi però quello che rimane riguarda come ci relazioniamo noi tra maschi e femmine, e quello Me Too o non Me Too
come dire, continua ad andare avanti, perché se voi guardate come sono rappresentati i maschi, oggi tutti guardano le serie TV, guardate come sono i protagonisti delle serie TV, per lo più sono dei debosciati con un sacco di problemi, sono i maschi deboli che questo sistema qui vuole proporre a tutti i costi, e dall'altra parte ci sono delle donne invece sempre più aggressive che sono in conflitto con gli uomini, e alla fine non è che viviamo meglio in questa situazione, anzi secondo me viviamo molto peggio. Ecco, ma secondo lei questo racconto, lei ha citato le serie TV, ma è un racconto che poi diventa una tendenza sociale? Cioè le donne sono più arrabbiate e gli uomini sempre più nevrotici? Ma siamo tutti più nevrotici in generale, siamo tutti molto in difficoltà, c'è una difficoltà crescente a relazionarsi, poi fortunatamente ci sono anche in giro delle persone sane, no? Però c'è una tendenza che ci vogliono imporre, cioè ci dicono che le donne e gli uomini fondamentalmente sono nemici, si insegna alle donne che tutti gli uomini sono dei Weinstein in potenza, nella migliore delle ipotesi. Si dice che la virilità in sé è cattiva. Io racconto anche questa storia dell'Unione Europea, perché a un certo punto hanno diffuso questo manualetto in cui si spiegava come cancellare la parola man da tutti i termini utilizzati per renderli gender neutral, no? Sì. Cioè, è proprio un repulisti ai danni del maschio, che poi ovviamente questo vale per il maschio bianco europeo, possibilmente quello che vota il subalterno, ovviamente. Il subalterno, esattamente, il subalterno che è come il brutale, c'è questa immagine, no? della classe subalterna, del contadino brutale che tratta, che porta in giro la donna, no, per i capelli, o la costringe a umilianti lavori domestici. Quando c'è stato abbiamo visto, no, il congresso delle famiglie, si diceva che l'Italia tornava al Medioevo, ecco, questi tempi medievali, no? Dove ci sono questi bruti maschi che violano i diritti delle donne costantemente, non hanno altra preoccupazione. Poi insomma il mondo reale è un pochino diverso, però questo influisce su come vivono i singoli individui e su come sono le relazioni fra maschi e femmine nella società. Ecco, c'è il tema ovviamente dell'Islam, che lei ha tenuto giustamente come premessa, perché poi abbiamo a contatto nelle nostre città una civiltà che tutti questi problemi di parità non se li pone, anzi li risolve nel modo peggiore, eppure questo non è oggetto del dibattito. Se ci fa caso, quando si parla dell'Islam lo si mette sempre in contrapposizione, purtroppo siamo anche noi primi a farlo, del nostro fronte, sempre con il crocefisso, con il presepe, con altri simboli religiosi, quando invece l'Islam, se c'è un qualcosa che l'Islam assolutamente aborrisce e non capisce, è proprio la nostra libertà nei costumi. Allora, tanto la civiltà occidentale è estremamente diversa da quella islamica, e una certa appunto libertà di costumi fa parte della nostra cultura sin dall'antichità. Cioè noi abbiamo esempi di statue nude, di figure femminili nude che risalgono all'antica Grecia, sì. E quindi quello è una parte, per cui è molto complicato da questo punto di vista essere occidentali, no? Perché bisogna sempre trovare un equilibrio fra la mercificazione del corpo femminile, che ci viene tante volte proposta oggi e che è eccessiva, e invece questa cosa di libertà che fa parte della nostra cultura. Io ho trovato una cosa, per tornare ad Altaforte, sì. Una cosa curiosa proprio al Salone del Libro, cioè mentre questo libro sulle donne lì dentro non poteva entrare, sono stati addirittura portati via dalla polizia municipale, sequestrati, poi ho dovuto andare all'editore a riprenderli. Cioè, di questo era proibito perché era brutto, cattivo, razzista, di Altaforte, certo. E quant'altro, esatto. Questo libro, il mio sulle donne e gli uomini, non si poteva vendere. In compenso c'era uno stand da 500 metri quadri dell'Emirato di Sharia, no, che già dal nome esatto, non promette benissimo come edizioni, Sharia edizioni, esatto, e tra l'altro uno stand di grande gusto, no? Perché c'erano queste immagini gigantesche dell'Emiro, c'erano il minarete proprio elegante, direi, sì, no? Esatto. Avete visto Aladdin al cinema in questi giorni, una roba del genere. Ecco, dentro lì, appena arrivavi, c'erano un sacco di signore completamente velate dalla testa ai piedi, stavano lì sedute belle tranquille, no? E però questo non dava fastidio a nessuno, capito? Sì. E c'è andato lì
al Salone del Libro nel 2009 andò un signore che si chiamava Tariq Ramadan, il quale è noto per i testi in cui spiega che per esempio i kamikaze o cosa sono kamikaze, diciamo i terroristi suicidi islamici sono alla fine dei resistenti, e tra le altre cose ha fatto un giretto nelle patrie galere francesi con accuse molto pesanti, no, di molestie, ma di botte e stupri ai danni di donne. Ecco, in quel caso non c'è stato nessun problema, anzi fu ricevuto con tutti gli onori. Quindi questo è un po' il doppiopesismo, perché il nemico è l'uomo bianco europeo, possibilmente di destra, perché ovviamente c'è tutta questa linea, no? Sì. La virilità è fascista, intrinsecamente fascista, è il padre, il patriarcato, le regole, la civiltà verticale, no? E quindi è questo manganello fallico terribile, e quindi va abolita e bisogna fare posto a una civiltà invece femminile, con dei valori che si dicono che sono propri delle donne, ma poi sono stereotipati anche qui, cioè in particolare un valore, l'accoglienza, no? Ricordiamo Michela Murgia, grande intellettuale, che disse bisogna sostituire la patria con la matria, no? Matria che è accogliente, non ha i confini chiusi e quant'altro, perché così entrano tutti, arrivano tutti, si vive tutti in libertà. Ecco, ma io sì, prego, vada Bruno. No, dicevo, il punto è questo, cioè perché le due cose sono collegate se parliamo di immigrazione, perché quando parliamo di cancellare il maschio vuol dire cancellare il padre, e il padre dal punto di vista psicologico, diciamo così, di simbolo, il padre è chi è? È quello che mette le regole, è quello che mette i confini, no? Che traccia le linee all'interno del quale poi i figli si muovono nella loro libertà. Se noi uccidiamo il padre, uccidiamo i maschi, eliminiamo tutte le regole, eliminiamo tutti i confini, che è esattamente quello che vogliono fare i progressisti: niente confini, niente regole, vale tutto, e alle divertiamoci. Ecco, interessante come Francesco Borgonovo, che edita da Altaforte, alla fine arrivi alla stessa conclusione di Massimo Recalcati, che invece fa parte, diciamo, di una schiera meno vicina ad Altaforte quanto a intellettuali. Adesso, perché hai detto questa cosa, io ti querelo. Però è vero, perché anche lui dice che il problema della sinistra è la morte del padre. Sì, la differenza è che Massimo Recalcati, come io ho scritto, che salutiamo, che salutiamo, ci segue sempre. Come? Ci segue sempre. No, lui ci segue sempre, esatto, anche noi poveri subalterni. Ecco, appunto, lui non è subalterno, quindi lo salutiamo, ma secondo me Massimo Recalcati dice una cosa giusta, come anche Luigi Zoia, per citarne un altro, no? Il gesto di Ettore, queste cose, però non ha una soluzione, perché poi se va bene, sulla morte del padre, l'evaporazione del padre ormai l'abbiamo capito, cioè Claudio Risè, che firma la prefazione, l'ha scritto più di 20 anni fa e lo diamo per assodato. La soluzione però qual è? Perché mi sembra che Recalcati non ce l'abbia, cioè ci dice ma ci vuole un padre nuovo che sia un po' più così, che alla fine poi lascia fare ai figli quello che gli pare e si adatta. Ma allora così non ne usciamo, cioè, se no siamo sempre allo stesso punto. Non è dire è scomparso il padre, quindi come lo ripristiniamo, come lo riportiamo? Io una soluzione ce l'ho. Prego. Ah no, la volete? Allora certo. Svegliamo subito il libro, va bene così. No. Non è mica un giallo, quindi penso che anzi sarà più interessante leggere come ci si arriva. L'assassino del padre, che è ovviamente il maggiordomo. Esatto. No, esattamente. No, la questione è questa, cioè come si riporta al padre riportando le regole e riportando un ordine. Poi alla fine c'è anche chi si può dire che il padre sia quello divino, quindi riportando anche un riferimento metafisico, certo. Perché il padre è quello lì. No, ma secondo me la cosa da fare è appunto ripristinare questo genere di ordine verticale, che vuol dire, per esempio, anche nelle singole cose, se il padre è quello che mette i confini, cominciamo a riportare i confini, cominciamo a riparlare della patria, cominciamo a ridare un valore al maschio, poi facciamo anche delle cose pratiche, per esempio. Ad esempio, approviamo il decreto, facciamo passare il decreto Pillon sull'affido condiviso, ad esempio, che questo ridà dignità ai padri, no?
dice che il padre è importante e non che del padre si può fare a meno, come sostengono alcuni giudici che scrivono nero su bianco che i bambini possono avere 2 madri, cosa che non è che è contraria alla mia fede politica, al mio pensiero o alla mia religione, è contraria alla biologia, perché come le giri o come le volti 2 madri insieme un bambino non lo possono fare. Sì, certo, poi se stiamo... avete notizie diverse vi prego di farmelo sapere. No, certo, però ecco, stiamo già sconfinando però dalla cultura a una legge specifica, e la legge, si sa, è una regola che in qualche modo entra nella vita delle persone, bisogna poi stare attenti, credo, no? A ogni singolarità, perché in questo momento un affido, ad esempio, di un bambino, per restare al suo esempio Borgonovo, viene deciso da un giudice che si prende cura di quel caso lì ad hoc. E mi sembra una soluzione normativa molto civile in realtà. Sì, è una soluzione normativa che tra l'altro viene applicata in tanti altri paesi. Cioè, nel senso, se ci sono 2 genitori, è giusto che entrambi i genitori si prendano cura dei figli. È giusto riconoscere al padre il suo ruolo, certo, che ha la famiglia, che ha storicamente, ed è giusto che lo abbia, ed è giusto che i 2 genitori decidano anche insieme, perché la cosa prevede che poi i 2 genitori in qualche modo collaborino, il che è una cosa... Si vede, sa perché le dico questo? Poi è l'ultima domanda e poi tutto il tempo per lei per la risposta. Perché su questo e su tanti altri temi la mia percezione è quella di una formazione ormai sempre più autoreferenziale di 2 Italie. Di una faccio parte anch'io, che parlo a Radio Padania, di un'altra che dice l'esatto opposto, che però non sono più nemmeno in rapporto dialettico tra loro. Questa è la differenza rispetto al passato, quando c'erano Peppone e Don Camillo. Ormai sono 2 Italie che vanno ognuna per la sua strada, ognuna convinta che sia la strada giusta, ma che non hanno più la coesione di un paese, e questa è una cosa che mi preoccupa. Sono in parte d'accordo, nel senso che io penso in realtà che ci sia una Italia, ci sono 2 schieramenti, mettiamo così. C'è uno schieramento che è quello di cui fanno parte, oltre ai suddetti subalterni, fa parte Radio Padania, fa parte Matteo Salvini, fanno parte i sovranisti, la Meloni, insomma, ci siamo capiti. Conservatore, politico, intellettuale, che in realtà in questi anni ha dialogato come con l'altra parte, perché se andate a leggervi, a me risulta che su Radio Padania o altrove parli ad esempio Diego Fusato. Sì, qua possiamo dire averlo lanciato, insomma. Ecco, parlo io che, come dire, mi pregio nel piccolo di avere delle idee che sono un po' diverse da quelle, se vogliamo, del centrodestra del passato. No, ci sono degli elementi di novità grossi, anche delle cose che una volta erano patrimonio della sinistra, la difesa del lavoro, tutta una serie, una critica al neoliberismo, un'attenzione a tutta una serie di temi che una volta facevano parte dell'altro universo. Significa che qui qualcuno ci ha riflettuto, ha dialogato con l'altra parte, ha letto, ha preso in considerazione, no? E poi ha fatto la sua proposta. Sì. Poi esiste un'altra parte, quella invece di chi ti considera un subalterno, che non ha nessuna intenzione perché ti considera inferiore, e non è un'altra Italia, quello è proprio un altro mondo, nel senso che sono uguali qui come sono in Francia, come sono in America, sono questa superclasse, no? Da un certo punto di vista, che poi non vuole neanche dare diritto di parola all'altra, ed è sbagliato, è una cosa terribile. Io, per esempio, faccio un esempio, parlavamo di Pillon, a me è capitato, visto che io leggo molto le femministe, mi è capitato in mano questo libro bellissimo che è di parecchi anni fa, dell'82, di una scrittrice che si chiama Milena Milani, che è la prima in Italia a aver scritto un romanzo che parla di un amore lesbico, tant'è che fu anche censurato, subito in processo e quant'altro. E questa signora, in questo libro che si chiama Umori e Amori, parla del divorzio e dice se la prende con le donne che vogliono l'assegno di mantenimento per vivere e fare le divorziate di professione. È un pezzo durissimo che se domani, io scommetto che se domani il senatore Pillon leggesse parola per parola questa cosa, senza dire di chi è, lo coprirebbero di insulti, gli direbbero che è un medievale, che è un pazzo, che è fuori dal mondo, che odia le donne. Questo l'ha scritto una femminista nel 1982. E che femminista?
no? Significa che ci sono delle cose che vanno al di là dell'ideologia, del brutto interesse politico. Magari su alcuni di questi temi, il gender per esempio, i rapporti tra i sessi, persino l'immigrazione, ci si può confrontare, magari si scoprirebbe anche che ci sono delle visioni comuni, altrimenti poi se non vogliono parlare con l'altra parte va anche bene così. Ecco, se le viene in mente, solo se le viene in mente qualche eccezione a questa regola che ci ha tracciato, ossia di un fronte sovranista più curioso che va, prende a sinistra, poi rielabora e ripropone. A sinistra c'è qualcuno che le sembra più curioso rispetto a Gad Lerner? Ma sì, ci sono persone che sono molto più curiose, molto più interessanti. Penso Federico Rampini, ad esempio, ultimamente ha pubblicato dei libri che prendono Tradimento dell'elite, sì. Esatto. Galli della Loggia l'altro giorno ha parlato di questo libro di Raffaele Simone sull'immigrazione, no? Sì. Io sono un grande lettore dei libri di questa casa editrice che poi molti lettori andranno a vedere, si spaventeranno, che si chiama Nero, che è di ultra sinistra, però dentro ci sono delle cose forti, di critica all'elite, di critica al capitalismo, si parla dei gilet gialli, ci sono delle cose molto interessanti. Io temo però che poi c'è sempre questa cosa, no? Che hanno di guardarti dall'alto in basso, oppure di fare questa cosa come ha fatto Della Loggia sul Corriere, di dire guarda un po', l'immigrazione è un problema, grazie, lo diciamo da un po', sì. No? Bene arrivati, magari un pochettino più di umiltà delle volte, no? Rampini in questo senso è un pochino più umile, anche un po' più, come dire, poi ha fatto il suo percorso, insomma. Sì, si è preso anche tutte le sue critiche, Rampini. Si è preso anche le sue critiche, le sue cose, però sono sempre, no, godono sempre un po' questi come dire, di questa cosa del privilegio, che alla fine, non essendo sospetti di subalternità o di fascismo, allora possono dire, no, certe cose. E poi anche se le critiche all'Europa, cioè adesso hanno da poco ristampato questo libro di Damagli. Abbiamo 30 secondi, Francesco. Ecco, no, dico, questo è magari un pochino, a volte un po' meno di spocchio farebbe comodo. Allora, L'era delle streghe, edito da Altaforte, di Francesco Borgonovo, lo potete aprire a caso, lo potete leggere dalla prima pagina, lo potete tenere in bella mostra, perché vi è comunque raffigurata una donna abbastanza ignuda, e non in fotografia però, quindi niente di così osé. Grazie mille Francesco Borgonovo. Grazie a voi, buon pomeriggio. E un buon pomeriggio a tutti i subalterni all'ascolto, dal vostro subalterno di fiducia. Ci sentiamo noi venerdì, domani non ci sarò perché sono al lavoro comunque